Sandro Zago, presidente del Jazera Racing Team. Quest'anno si raddoppia per l'Expo Motor Day, fate 2 giorni. Come è nata questa idea? Questa idea è nata più che come idea, come esigenza, perché abbiamo avuto tanto pubblico, tanta gente che voleva salire sulle vetture e a un certo punto abbiamo dovuto bloccare le iscrizioni alla salita delle vetture e quindi abbiamo pensato di fare anche il sabato pomeriggio e così dare più possibilità al pubblico e anche ai disabili il sabato di poter salire, farli salire e farli provare questa esperienza, insomma. Prima, durante la presentazione, avete evidenziato il fatto che c'è una forte rete collaborativa e anche di sponsor che è aumentata. Secondo voi quali sono stati gli ingredienti che hanno convinto il territorio ad appoggiarvi? Eh, Abbiamo un po' girato il territorio e dove siamo andati a bussare, tutti quanti si sono ricordati di questa manifestazione e hanno voluto darci il loro supporto e credendo anche in noi, insomma, il nostro team. Quante persone attendete e quante vetture saranno in campo? In campo stiamo organizzando 25-30 vetture e le persone, il pubblico, l'anno scorso dicono che siano passati 2000 persone e ci attendiamo il stesso pubblico più o meno, insomma, forse sarà più diluito tra il sabato e la domenica, essendo 2 giorni, però insomma che passerà a trovarci, speriamo siano le stesse dell'anno scorso e anche di nuovi. L'anno scorso abbiamo sconfinato anche con la regione del Friuli, tanti friulani sono venuti a trovarci e hanno detto che saranno con noi anche quest'anno. L'anno scorso siete riusciti a donare circa 3.500 euro al territorio tra varie associazioni. Quest'anno riuscirete, secondo voi, ad alzare l'asticella? Vi siete posti un obiettivo? L'obiettivo è almeno di pareggiare quello dell'anno scorso e avendo messo in luce anche la lotteria, puntavamo anche un po' su quella per riuscire ad alzare l'asticella. Adesso vedremo come andrà la lotteria, la stiamo pubblicizzando al massimo e cercheremo di darci da fare per vendere più biglietti possibili. Insomma, ci sono dei bellissimi premi e ci auguriamo che la gente si faccia avanti, insomma.